Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati come sempre in questo nuovo video. Oggi ci andiamo a vedere le più interessanti e spettacolari combinazioni giocate dal campione del mondo in carica, nonché uno dei più grandi geni che la storia degli scacchi abbia mai ospitato, e qualcuno dice che sia il secondo più forte giocatore al mondo dopo Kasparov. E allora è il momento di andare a immedesimarci nei suoi panni e vedere un pochettino di trovare le soluzioni. Allora, vediamo subito questa partita. È stata giocata nel 2017 con i bianchi Carlsen, col nero Nepomniachtchi, e andiamo a vedere qual è stata la mossa vincente. Quindi ti chiedo di stoppare il video per cercare di capire qual è la mossa del bianco, dopodiché fallo partire per scoprire la soluzione. Ok, ti do la soluzione a questo problema. È un tipo di, in effetti, un tipo di soluzione tattica che si vede tantissimo anche nei problemi di tattica, che ti consiglio sempre di affrontare, ed è donna su F7, il classico matto sull'ottava traversa. A questo punto ovviamente se il re si sposta si cattura la torre con matto, la torre è costretta a catturare la donna e adesso non si cattura questa torre ma si scende giù con l'altra. Scacco, l'unica ultima difesa è ritornare indietro con la torre. Peccato che adesso una qualsiasi delle due torri porta a scacco matto, quindi questa è una posizione che ti chiedo di ricordare perché ti può assolutamente capitare all'interno delle tue partite. Ma avanti tutta, vediamoci quest'altra partita giocata nel 2016 a Parigi. Carlsen gioca con il nero, col bianco un grande maestro, e il bianco ha il pedone in fuga. Carlsen col nero ha 3 pedoni. Come si gioca per vincere la partita? Qual è la prima mossa da fare? Stoppa il video e poi ti do la soluzione. La mossa corretta è F3. Tutti i pedoni vanno ad attaccare il re avversario e dopo C6 che cosa deve giocare il nero? Qualche secondo. H2. In realtà anche F2 porta ad una soluzione di matto, quindi vanno bene entrambe. Per esempio su F2 re in F1 e su questa il bianco è costretto a sacrificare materiale e alla prossima si va a donna. Vediamo invece come è andata la partita. È stato giocato H2 e adesso il re va nell'angolino in H1. E adesso bisogna fare parecchia attenzione a cosa giocare. In realtà ci sono due mosse buone in questa possibilità, in questa posizione. In partita viene giocata re in F2 con l'idea di sostenere la spinta di questo pedone e di andare a promozione, oppure subito funziona anche questo tipo di spinta. Il re va in H2, il re va in F2 e l'idea è quella di sostenere l'avanzata di questo pezzo. A seguito di un eventuale sacrificio, ovviamente il nero non perde tempo a catturare questo alfiere ma va subito a donna e poi ovviamente la partita finisce. Ma vediamo com'è andata invece la partita. Abbiamo detto H2, il re va nell'angolino, re in F2 la mossa che viene giocata, adesso sacrificio di alfiere, re per F3, il bianco è ad un passo dalla promozione e attenzione, la mossa spettacolare è re F2 per sostenere lo scacco e poi la promozione. Il bianco va a promozione, ma il problema è che questa donna incredibilmente non riesce a controllare case critiche dove poter dare scacco o comunque dare una mano alla difesa. Dunque segue G2 scacco, il re cattura, promozione a donna, scacco, il re scappa e ora scacco matto. Pur avendo una donna a testa, il bianco non è riuscito a fermare la furia di Carlsen. Avanti tutta. Vediamoci questa partita giocata nel 2019 con il bianco Anand, col nero Carlsen, e allora ti do qualche secondino per vedere la mossa migliore da giocare ora per il nero. E la mossa che è stata giocata è nessun tipo di sacrificio ma semplicemente l'elegantissima e funzionale donna di 4, con la duplice idea di andare a dare scacco in F2 supportato dall'alfiere, che di minacciare ovviamente di catturare l'alfiere con scacco. Donna di 2, la difesa migliore che tiene entrambi i punti,
E adesso come si continua? Ancora qualche secondino. La mossa corretta è alfiere a 5. Alfiere a 5 attacca contemporaneamente due pezzi e costringe il bianco a deviare la donna dal controllo, insomma, di un po' di cose. E ora la mossa corretta, la più corretta e più veloce in assoluto, in realtà è quella di catturare quella donna qui, fregandosene ancora una volta di un pezzo. Però portano entrambe alla vittoria. Carlsen decide di non rischiare, cattura il pezzo con scacco. Il re va in G4, ovviamente anche col re in altre situazioni la partita non sarebbe durata troppo di più, ci sarebbe stato torre C8, torre scende, quindi il re decide dopo lo scacco di andare in G4 per mettersi in un angolino al sicuro. E adesso però si può continuare l'attacco. Come? Donna F5 scacco. Ora la donna è in batteria con la torre per catturare. Re in F3. Scusami, il re in questo caso va sì in F3, che quella era G3. Cattura, scacco. La partita ovviamente continua ancora un pochettino, ma è matto praticamente in 10 mosse. Per esempio, re in E2. Come si continua? A parte che qui si può continuare a catturare pedoni con scacco, ma l'idea interessante è donna di 4 con l'idea di fare entrare in gioco anche la torre, e qui la situazione è veramente tosta. Per esempio torre F1 per ostacolare l'altra torre. Adesso con una serie di scacchi il bianco riesce ad ottenere il sopravvento. Donna G2 con attacco doppio su questa torre e ovviamente buonanotte a tutti quanti. Tra l'altro il nero poi deve stare attento ad evitare continue ripetizioni, scacchi e cose varie, ma ovviamente con un vantaggio simile è molto semplice giocare correttamente. Andiamo ancora a vedere un'altra combo giocata nel 2019. Col bianco abbiamo Super Santos, il famosissimo pallone tuttofare che si usava quando si andava a mare a cuccare. E con il nero abbiamo Carlsen, la scacchiera è ruotata a favore del nero, dato che i pedoni del nero vanno in questa direzione. Qual è la mossa migliore ora per il nero? Qualche secondo e poi ti do la risposta. La soluzione è donna in E2. La donna si avvicina al re avversario e ovviamente restringe di gran lunga il suo campo. Decide di andare in G1. A questo punto la donna controlla la seconda traversa e decide di portare all'attacco ovviamente l'alfiere. Alfiere in D4, scacco. Su questa mossa il bianco abbandona poiché c'è il matto in 5 mosse. Anche questo è un tipo di combinazione tattica che capita tantissimo negli esercizi di tattica, quindi dovresti già sapere ora come va a finire. L'unica mossa, poiché qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, l'unica mossa è il re in H1. E ora come si finisce questa partita? Non sbagliare qui perché è importantissimo. Come si continua? È importante ora far collaborare la donna sulle case chiare e questo alfiere sulle case scure. Quindi viene giocata donna F1, la donna tiene queste case, l'alfiere tiene queste case, l'unica casa disponibile per il nero è questa. Adesso ancora una volta il nero qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare, qui non può andare. Cosa si fa? Si fa scacco d'alfiere e fra poche mosse sarà matto. Ovviamente l'unica via di fuga possibile è ritornare ancora nell'angolino. Sembra che non ci sia più nulla da fare perché se facciamo scacco ci mangia l'alfiere eccetera. In realtà c'è questa piccola serie di mosse che porta poi a chiudere la partita classica, che è data da scoperta d'alfiere, il re è costretto a spostarsi, donna G1 supportata dall'alfiere e alla prossima c'è il matto, re in H3, donna cattura G3. Mi raccomando, anche questa impara la memoria, è un tipo di continuazione che capita praticamente sempre. Tac, tac, quindi alfiere davanti alla donna, il re è costretto ad andare nell'angolino, scopri l'attacco della donna, donna supportata da alfiere, seguita da matto. Bene, bene, abbiamo ancora altre due combo potentissime. Ecco, questa
ci sono un bel po' più di pezzi in gioco, un po' più difficile da vedere. Carlsen gioca col bianco contro Nakamura, era un torneo online su chess.com del 2016. Vediamo qual è la mossa che dà il via alla combinazione corretta. E la mossa è tanta. Tieni conto che il nero ora sta attaccando 2 volte questo cavallo, quindi bisogna fare qualcosa o per salvare questo cavallo o per contrattaccare. Carlsen decide di giocare torre di 6. Ovviamente ora si sta attaccando la donna, quindi non avrebbe senso prendersela con questo cavallo. La donna, Nakamura gioca donna per E4. E adesso come si continua? Perché è sempre qui il difficile. Viene giocato G4. Prima non si poteva giocare subito G4, poiché ok, tu mi minacci il cavallo, io intanto ti prendo il tuo cavallo. E dopo eventualmente una cattura di questo tipo, la posizione del bianco non sarebbe stata ideale. Mentre adesso con torre per D6 cattura questa mossa, adesso questa posizione è migliore. Ok, Nakamura decide di giocare B6, sacrificando questo pedone, alfiere per B6, ovviamente, donna per E7, e adesso come si continua? Si sta minacciando questa torre, è vero che anche il bianco minaccia una torre, però bisogna portare tutti i propri pezzi in gioco, quindi torre in F, va in D1. Wow, le 2 torri ora si sono connesse, e a seguito di cavallo in F4, poiché questo cavallo non ha ritirate, non ne ha, si sacrifica per questo pedone, donna per F4, la posizione del bianco è nettamente migliore e il bianco se ne esce con un pezzo in più e ovviamente l'iniziativa. Bene, andiamo a vedere l'ultima combo per oggi, la più spettacolare secondo me. Carlsen gioca con il bianco, Aronian col nero, nel 2019 è stata giocata questa partita e Carlsen ha un pedone in fuga, fra una mossa diventerà donna. Qual è la mossa a giocare per il bianco? Tieni in considerazione che ci sono queste torri che sono molto minacciose, che potranno creare o un possibile matto o alla peggio ripetizioni, quindi una patta. Qual è la mossa corretta per il bianco? Pensaci qualche secondo. Ok, andare subito a promozione. È vero che farebbe avere una donna subito in più al bianco, ma non porta a niente, porta a una situazione di parità, poiché dopo una serie di scacchi il nero riesce a dare sempre il perpetuo, sempre, e quindi la partita finisce in situazione di parità. Ovviamente ti faccio vedere, il bianco non può mai allontanarsi troppo, poiché se si allontana troppo c'è la possibilità di dare veramente matto ed è un casino dopo. Quindi la partita finirebbe in patta. La mossa corretta perciò non è quella di subito andare a promozione, ma è quella di giocare torre C2, mossa assolutamente geniale. La torre rompe momentaneamente la connessione fra le 2 torri, quindi il nero non può subito andare ad attaccare con scacco, e allo stesso tempo, dopo la promozione, la donna riesce a controllare questo punto. Segue quindi torre per C2, donna promozione, e adesso è vero, il bianco ha sacrificato una torre, ma si ritrova sempre con una donna, e quindi la partita è assolutamente vinta per il bianco. Ovviamente ora questo tipo di cattura non farebbe nessuna paura, poiché il bianco si ritroverebbe con una torre in più, con partita praticamente vinta. Bene, spero che tu sia riuscito a trovare un po' di queste mosse. Ovviamente erano alcune più semplici, alcune molto complesse. Ad ogni modo fa sempre molto bene vedere queste posizioni talvolta assurde, perché ci aiutano ad ampliare i nostri orizzonti. Bene, spero che il video ti sia piaciuto. Come al solito ti invito a lasciare un like, commentare e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Dai ragazzi che arriviamo a 100.000. Alla prossima, ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!